Buon pomeriggio a tutti. L'incontro di oggi chiude, dopo un periodo di proroga, il progetto SISprint, che è il sistema integrato di supporto alla progettazione degli interventi territoriali. È un progetto finanziato da Unione Europea tramite i fondi strutturali del Piano Operativo Nazionale PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, di cui Union Camere Nazionale è il soggetto beneficiario. Ricordo che circa un anno fa, era il 17 di dicembre, presentavamo qui a Marghera il terzo report regionale su economia, imprese e territori, alla presenza della dottoressa De Pietro della Regione Veneto, che illustrava all'epoca gli obiettivi strategici per il nuovo settennato di programmazione comunitaria 2021-2027. I temi: l'innovazione digitale, la sostenibilità ambientale, la connettività digitale per mobilità e infrastrutture, l'inclusione sociale e lo sviluppo urbano. Insieme ai rappresentanti delle categorie economiche si condividevano poi, a partire dal report di SISprint, i temi chiave da proporre al tavolo di partenariato Power Helper della Regione Veneto per l'elaborazione di futuri bandi di sostegno alle imprese. Inaspettatamente poi quest'anno è passato, sotto molti aspetti sospeso a causa dell'emergenza Covid, e anche la programmazione di interventi europei a causa del faticoso dialogo tra gli Stati membri, ed è proprio in questi giorni uno stallo del percorso di approvazione del bilancio comunitario, conseguente possibile ritardo anche sull'avvio del piano Next Generation EU e della nuova politica di coesione, che saranno determinanti poi per la ripresa europea che tutti aspettiamo. In questo contesto diviene pertanto più che mai importante la collaborazione dal basso con i policy makers nel fornire gli spunti per un intervento mirato a fianco delle imprese, a partire dallo studio delle buone prassi imprenditoriali a cui guardare per liberare le leve di sviluppo ancora inespresse o i punti di forza da valorizzare per la competitività delle imprese. Il progetto SISprint nasce appositamente per ascoltare le esigenze delle imprese, orientare quindi le risposte della pubblica amministrazione, anche tramite attività di analisi e confronto. La ricerca viene presentata oggi, infatti mira a fornire un identikit delle PMI italiane ad alto potenziale di crescita, ma anche una preziosa analisi degli ecosistemi di innovazione elaborata dal Centro Studi SICamera, in collaborazione con l'INSME, che è l'International Network for SMEs, l'ISTAO, che è l'Istituto Adriano Olivetti, e l'Università La Sapienza di Roma. Il dottoressa Petri e il dottor Rinaldo di SICamera, insieme ai relatori dell'Istituto di Ricerca Partner, ai quali do il mio benvenuto e ringrazio ancora, e ringrazio fin d'ora per la loro presenza, illustreranno quindi le caratteristiche organizzative e strategiche delle cosiddette high growth firms e delle loro relazioni con i territori, con i mercati, con gli ecosistemi dell'innovazione presenti all'interno del territorio nazionale. Saranno anche analizzate le best practices internazionali di ecosistemi, politiche e programmi a supporto di innovazione per la crescita delle imprese, quali spunti per il miglioramento delle politiche locali. L'auspicio, la speranza è che anche questo contributo di ricerca possa aiutarci ad affiancare con interventi utili e soprattutto efficaci le PMI venete, nelle quali dai dati del terzo trimestre 2020 si rileva un diffuso comportamento attendista, dato dallo shock provocato dalla pandemia, caratterizzato da un equilibrio economico fragile, unito ad un fattore psicologico evidente di freno, che rischia di congelare gli investimenti proprio quando è necessario parlare e pensare al futuro. Dopo il focus su accesso al credito ai mercati internazionali dello scorso autunno, il progetto offre oggi un ulteriore contributo tematico per comprendere quali possono essere i fattori critici di successo per le aziende che hanno cavalcato la sfida dell'innovazione. Dal report SISprint emerge infatti la necessità di uno sforzo comune nel migliorare la cultura dell'innovazione, passare dal semplice rinnovo dei macchinari, la nuova Sabatini, alla piena fruizione di tutte quelle che sono le opportunità che la rivoluzione industria, o meglio impresa 4.0 offre per chi introduce in azienda nuove tecnologie abilitanti. Parallelamente è necessario un forte investimento sulle competenze adeguate al cambiamento, sia in riferimento alle digital skills, sia in relazione alla capacità di evolvere i propri modelli di business, abbinando innovazione di processo e di prodotto. L'economia regionale, se osservata in una logica di benchmark europeo, riesce infatti a posizionarsi su livelli medio-alti in termini di capacità innovativa,
grazie alla rilevante capacità delle nostre imprese di fare innovazioni di mercato, anche in termini di design di prodotto e di promozione commerciale. Ma pur essendo importante sede di distretti industriali, fatica a mettere a sistema le capacità innovative delle singole imprese. Spesso, lo sappiamo, il dinamismo è frenato da scarsa capacità di fare rete, che è un grave handicap del nostro territorio, o dalla struttura gerarchica all'interno dei distretti industriali. Sinergia messa in campo con C-Sprint punta all'attivazione di politiche di sviluppo con un approccio di rete e di sistema tra pubblico e privato. Ascolto del territorio, progettazione dal basso, partecipazione e condivisione di obiettivi sono un po' i cardini essenziali di questo lavoro. Grazie alla collaborazione con la Regione Veneto siamo certi che aiuterà le nostre imprese a crescere con gli strumenti e le risorse di cui più necessitano. Vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio ancora una volta i relatori del nostro pomeriggio, auguro un buon lavoro a tutti voi. Grazie. Grazie, dottor De Stefani. Veramente aggiungerei pochissimo perché lei ha detto tutto in maniera molto chiara e ha, secondo me, anche con le sue considerazioni espresso qual è anche il ruolo delle antenne territoriali, dei punti territoriali all'interno del progetto C-Sprint, cioè questi punti di raccordo, di ascolto e di facilitazione dell'interlocutore con gli stakeholder e con le imprese. Voglio soltanto aggiungere che il gruppo di esperti che adesso illustrerà la ricerca è anche espressione di questa, diciamo, di questo orientamento, da appunto esponenti come il dottor Zazzerini di un organismo internazionale che ha nella sua rete di relazioni fra decisori politici, imprese, ricercatori il suo spirito primario, all'ISTAO che si occupa di formazione ma di ricerca e di studio sulle comunità, di sviluppo locale, anche diciamo nel segno del grande imprenditore e direi pensatore illuminato che è stato Adriano Olivetti, e l'esponente dell'università, il professor Renzi, che poi come dire, ci darà invece uno specifico e un approfondimento sull'impresa in quanto tale, diciamo anche in ragione della sua specializzazione disciplinare. Naturalmente il dottor Rinaldi, il compagno di tutta questa attuazione anche negli anni passati, è uno statistico, è un storico studioso delle economie territoriali ed è un esponente, diciamo, di spicco del centro studi del sistema delle Camere. Questo progetto, questa presentazione, quindi in qualche maniera riprende appunto le tematiche portanti di C-Sprint, direi soprattutto nella parte anche finale delle raccomandazioni, quello che deriva dall'analisi sia dei cluster e degli ecosistemi di innovazione, diciamo, individuati sul territorio nazionale, che dalle esperienze emblematiche che possono essere, diciamo, prese ad esempio, piste di lavoro future derivanti dalle situazioni, diciamo, mappate nelle realtà internazionali. Io mi fermerei qui anche perché appunto non vorrei che poi il mio audio fosse troppo l'uditorio. Nel programma che avete di fronte abbiamo un timing abbastanza stretto di una quindicina di minuti a testa per ciascun relatore. Il primo slot di comunicazioni riguarda il dottor Zazzerini e il dottor Marcolini, ai quali do la parola. Grazie dottoressa Petri, grazie per l'introduzione al dottor De Stefani. Vorrei verificare che si veda la presentazione e che il collegamento appunto sia buono. Sì, abbiamo tempi che cercheremo di tenere brevi e aderenti all'agenda proprio per lasciare spazio al dibattito e al confronto, che è, penso, il motivo principale anche di questo incontro, di questi incontri.
Il mio compito è quello iniziale di presentare un po' la logica, la rationale della nostra ricerca, come ci siamo mossi e perché appunto insieme a Union Camera abbiamo identificato questo specifico target, quello delle agrofirms. La logica che ci ha suggerito questo tipo di approccio da un punto di vista teorico, da un punto di vista metodologico, è quello di diciamo, andare oltre un approccio alle politiche pubbliche che incentrate sull'imprenditorialità. Il contributo dell'imprenditorialità alla crescita economica ormai è dimostrato da quasi un secolo, se fissiamo diciamo la data con i primi contributi di Schumpeter. Tuttavia l'imprenditorialità di per sé non è una ricetta magica, non è un magic bullet, come lo chiamano gli americani, per la crescita economica, poiché la maggioranza delle nuove imprese hanno una crescita limitata e pertanto un impatto economico limitato sull'occupazione e sulla crescita territoriale. Per promuovere una crescita economica, ciò di cui si ha bisogno, ciò di cui si necessita sono imprese che crescano e che creino posti di lavoro e ricchezza. E queste imprese sono appunto chiamate agrofirms, che appunto, riprendendo una definizione utilizzata dall'OECD, sono le imprese che possono registrare, che registrano una crescita media annua in termini di dipendenti o di fatturato superiore al 20% su un periodo di 3 anni e che hanno almeno 10 dipendenti all'inizio del periodo di crescita. Lo specifico questo perché ovviamente questa è una scelta di campo importante anche da un punto di vista metodologico, perché va a guardare alle imprese già di dimensione significativa, alle piccole e medie imprese ma già di dimensione significativa, diciamo non esclude la microimpresa. L'impatto economico di queste agrofirms è un impatto economico importante che segue il principio di Pareto. Si pensi che solo in Inghilterra le agrofirms rappresentano circa il 6% della popolazione, ma generano la metà dei nuovi lavori. Il nostro campione, la nostra ricerca ha trovato una percentuale intorno all'8%, ma di questo poi vedremo qualche numero più avanti. Ovviamente questa definizione che noi abbiamo dato di agrofirms ripresa dall'OECD è una definizione che ha i suoi limiti, ma d'altra parte perché non tiene in considerazione degli elementi più firm specific, come possono essere i brevetti, le tecnologie possedute, le dynamic capabilities e tanti altri elementi, ma ci permette d'altra parte di confrontare questo studio anche con altri e di dialogare quindi con altre ricerche in altri contesti. Quindi siamo rimasti aderenti a questa definizione largamente riconosciuta in letteratura. Dobbiamo ovviamente distinguere, e questo è un po' il motivo di questa scala, di questo grafico che è rappresentato in slide, dobbiamo distinguere il concetto delle agrofirm ovviamente dalle start-up, dobbiamo distinguerlo dalle scale-up, no? Che quindi diciamo sono quelle start-up che hanno raggiunto almeno 2 milioni di fatturato in finanziamenti. Le gazzelle, quelle che vengono chiamate le gazzelle, sono un sottoinsieme delle agrofirms perché come le agrofirm super hanno una crescita, esprimono una crescita del fatturato maggiore del 20%, ma hanno una, sono imprese molto giovani. E questa tensione appunto verso la crescita, no? Poi si conclude con questi questi unicorni che sono quelle start-up che hanno un valore di $1 miliardo. Sono diciamo degli esempi di imprese che da sole riescono ad avere un impatto talmente significativo per cui si cerca di capire come poter sostenere questa crescita. In Europa possiamo citare N26,
Flixibus, in Italia Iux, evidenziare come per esempio negli ultimi giorni si è parlato di Satispay, che potrebbe essere il prossimo unicorno, come una realtà sempre operante nel fintech. D'altra parte il problema da un punto di vista di ricerca di policy making è che la crescita non è una caratteristica intrinseca di queste imprese, è una fase transitoria. Le agro firms sono un moving target per i policy maker, è difficile identificarli ex ante. Ma le politiche pubbliche devono e possono, da una parte, considerare che questa natura transitoria, questa crescita rapida, seppur momentanea, può essere avviata da alcuni trigger points, l'introduzione di un nuovo prodotto, di un nuovo processo, di nuovi modelli di business, di un nuovo management o di processi di fusione e acquisizioni che danno l'avvio a questa crescita. Anche fattori esogeni come il progresso tecnologico o cambiamenti nelle normative o nuovi contratti, pensiamo al ruolo che possa avere la pubblica amministrazione, può avviare e determinare questa crescita. Dall'altra parte però i policy maker devono considerare anche che l'imprenditorialità non avviene e non prolifera nel vuoto, ma avviene in un contesto sociale, economico e culturale che può in un ecosistema, utilizzando le parole di Moore, che può favorirne la crescita. E quindi gli interventi di policies devono rimuovere gli ostacoli a questa crescita, le risorse umane, le competenze necessarie per crescere. Proprio ieri parlavo con un'impresa che sta avendo un importante aumento di fatturato, ma continuava a lamentare la mancanza di manutentori elettromeccanici. Questo è solo un piccolo esempio spot. Altri ostacoli possono essere di natura finanziaria, legati alle competenze manageriali, e quindi diciamo i policy maker devono agire a più livelli, quindi a livelli istituzionali, agendo quindi sul sistema nazionale dell'innovazione, la stabilità politica, la cultura che incoraggi l'imprenditorialità e una burocrazia che non ostacoli il processo imprenditoriale. Si pensi ai passi avanti fatti dal Portogallo in questo senso, o il sistema educativo che permetta di costruire le competenze necessarie. Qui la Germania e il modello di formazione duale della Germania può essere una best practice da considerare. A livello macro, la facilità di aprire business, no? I 3 giorni di Singapore o dell'Estonia, la legislazione sui brevetti, i programmi di ricerca, le infrastrutture, gli incentivi fiscali per investitori e venture capitalist. Oppure a livello meso, no? Le politiche in favore di clusters. Più tardi il collega Marcolini presenterà e accennerà anche al programma tedesco Go Cluster, ma sono numerosi i programmi in tal senso. Infrastrutture, ne abbiamo già parlato, oppure programmi di promozione di business network o programmi di supporto all'internazionalizzazione come quelli ai quali accennava appunto De Stefani in apertura, fino ad arrivare a livello di imprese e quindi andare ad agire su le problematiche che sono quelle legate all'accesso alla finanza, alle risorse umane, alle tecnologie, ai processi di trasferimento tecnologico e ai servizi di supporto. Insomma, questi sono tutti quei livelli sui quali abbiamo cercato di mappare diverse best practices internazionali che appunto verranno presentate dal collega Marcolini. Pietro? Bene, grazie ancora una volta dell'invito, grazie al dottor De Stefani, Petri.
Alessandro Rinaldi che ci accompagna costantemente in questi passaggi. Come diceva poco fa Giovanni Zazzerini, ci siamo occupati, diciamo, sequenzialmente delle imprese ad alto potenziale di crescita in un contesto che è quello degli ecosistemi di innovazione. Ora, gli ecosistemi di innovazione sono formati informalmente oppure anche formalmente con contratti di rete su cui dirò qualche cosa, e spaziano dalla ricerca alla progettazione, a infrastrutture informatiche, al commercio elettronico, alla formazione del personale, alle infrastrutturazioni, alla distribuzione dei servizi. Vi è su questo versante una sufficiente evidenza empirica che le imprese più capaci di interconnettersi con l'ambiente esterno fanno più innovazione, più prodotto, più profitti, che la maggiore interconnessione genera maggiore competitività e che la capacità di operare in connessione ambientale aumenta, salvo eccezioni circoscritte che non abbiamo potuto prendere in esame in questa fase dello studio, sostanzialmente in relazione anche alla dimensione media dell'impresa in termini di addetti e di fatturato. Gli ecosistemi che abbiamo considerato appartengono a 10 paesi europei e sono stati selezionati in modo da rappresentare realtà ad alto potenziale di crescita, ma anche contesti progressivamente meno favorevoli, come quelli dinamici in crescita, oppure quelli statici in difficoltà. La scorsa settimana abbiamo fatto una presentazione con la Camera di Commercio di Cosenza e ci siamo trovati, diciamo, nel confronto con una realtà con caratteristiche di dinamismo economico piuttosto basse. I criteri che abbiamo preso a riferimento sono sostanzialmente due, a cui ne abbiamo aggiunto un altro significativo. Il primo è il Regional Innovation Scoreboard, che ci dà la classificazione omogenea sulla scorta dell'elenco delle regioni europee. C'è uno mondiale che è il Global Innovation Index, che ci consente anche di confrontarci su base mondiale, da cui risulta che 9 su 30 di questi ecosistemi sono in Europa. E infine abbiamo preso in esame, anche se non era centrale, ma per confrontarci anche con quell'impresa piccola e piccolissima, abbiamo dato uno sguardo anche al Global Startup Ecosystem, che è un indice che ci ha dato qualche indicazione. Ora, va da sé che i casi che abbiamo individuato sono molto differenziati, perché si va dall'Île-de-France, da Parigi, che è in crescita ed è tra i più innovativi al mondo, all'ecosistema della Slovenia, molto interessante ed in crescita pur da una posizione arretrata, dal paradiso fiscale di ecosistemi come quello irlandese sotto osservazione stretta da parte europea, a realtà dinamiche come la Catalogna, o anche in ritardo di sviluppo ma in ripresa come alcuni contesti dell'ex est europeo. Ovviamente abbiamo potuto imparare e confermare che fatti identici in contesti diversi ci hanno completamente, come dire, una lettura particolarmente differenziata. Mentre ad esempio nelle regioni a più alto reddito i processi di terziarizzazione si accompagnano a processi di elevata produzione di valore aggiunto, abbiamo verificato appunto anche nelle scorse settimane come nelle regioni in ritardo
il forte declino dell'industria o l'assenza o la debole presenza dell'industria non compensato da servizi a maggiore valore aggiunto, di fatto è una proxy della stagnazione economica. Venendo velocemente, diciamo, un volo rapido, aereo sulle politiche di contesto degli ecosistemi considerati, siamo partiti dalle regioni più ricche. Tra questi il caso finlandese, quello tedesco che Giovanni poco fa richiamava, e quello francese dell'Île-de-France. Quello finlandese è particolarmente rilevante perché, pur essendo di dimensioni piccole, rappresenta una delle aree metropolitane più ricche e in rapida crescita in Europa. Sono elevatissimi, diciamo, gli standard. 7 università di scienze applicate e diversi istituti di ricerca statali danno vita ogni anno a centinaia di spin-off e start-up, dove l'utilizzo della tecnologia dell'informazione in settori molto innovativi è sicuramente un punto di forza. Uno degli elementi su cui dovremmo riflettere è che, per esempio, la Finlandia, essendo un paese piuttosto sfiancato demograficamente, anagraficamente, come il nostro, si è potuto avvalere una politica, diciamo, di favore dell'immigrazione, anche se con qualche filtro, diciamo, qualificativo. Oltre il 12-13% della popolazione è immigrata e da un lato compensa il rapporto di dipendenza, diciamo, statistica, e dall'altra introduce elementi, diciamo, di intelligenza innovativa tipico, diciamo, della presenza delle nuove generazioni. Quindi Helsinki e Uusimaa rappresentano uno dei casi, a nostro avviso, più interessanti. Un ecosistema che abbiamo guardato e riguardato e che si offre, diciamo, come un livello intermedio di confronto con una regione come il Veneto, che sul piano nazionale è tra le 2 o 3 regioni, diciamo, più innovative, con una serie storica anche molto aggiornata che abbiamo potuto vedere in questi giorni, sia di Banca Italia che del report statistico Veneto, che della rassegna anche degli interventi di Veneto Innovazione, Veneto Sviluppo. Il blocco centrale, diciamo, di confronto ci sembra un po' quello tedesco, in particolare il programma già accennato di GoCluster, che è l'Excellent Vernetz, cioè la rete eccellente, perché ovviamente partendo dal riferimento tedesco, Max Planck, i 70 centri di Fraunhofer, le Fachhochschule, penso forse a una delle prime Fachhochschule di cui abbiamo parlato un po' tutti negli anni passati, è proprio quella di Conegliano. E oltre a questo 100 università imprenditoriali in maniera intrecciata danno vita a un circuito virtuoso, quello della creazione e sviluppo di impresa, accompagnate da ricerca, innovazione che poggia anche concretamente su un sistema clusterizzato. Ecco, una battuta specifica che mi viene di fare è che in Veneto c'è una generazione, una letteratura insistente che arriva appunto agli ecosistemi, che partendo dai distretti, passando dai metadistretti ai distretti virtuali di contiguità spaziale, arriva agli ecosistemi innovativi e alle reti di competenza. Ma magari su questo, se c'è una reazione, possiamo dire qualche cosa nel confronto internazionale. Un terzo blocco che abbiamo provato a presentare come paragonabile è quello delle politiche di attrazione di capitale umano, ovviamente a livelli eccellenti come quello non soltanto dell'Île-de-France, ma anche di Barcellona e della Catalogna in Spagna, una regione con
una spiccata autonomia, insomma, le questioni della separazione della Catalogna hanno avuto addirittura risvolti costituzionali penali. Mi viene in mente perché, oltre all'elemento economico, l'idea che il circuito virtuoso delle imprese ad alto potenziale di crescita si possa alimentare anche con politiche attrattive di carattere internazionale di capitale umano qualificato ci viene un po' incontro. Ecco, io penso che siamo in casa di Venezia e Rovigo, ma insomma Venezia, Rovigo, Padova, Verona, Treviso, Vicenza rappresentano un sistema qualificato di imprese che ha anche una capacità attrattiva di carattere internazionale che può alimentare quel percorso virtuoso a cui ho accennato. Sempre sul versante delle aree innovatrici, ma in posizioni comparate, non in linea a nostro avviso con la sede che ci ospita, diciamo con la regione Veneto, riguardo un po' i programmi da un lato della regione della lingua d'oca Roussillon, ma soprattutto quella che fa riferimento all'innovazione in due regioni slovene, la Zaodna e la Vodna, che stabilisce un programma sistematico con effetti ecosistemici e la nascita di nuove imprese innovative con tassi di crescita rilevanti, a mezzo di incubatori universitari, acceleratori, spazi di coworking, sportelli unici. Sono i programmi Startup Slovenia che riguardano, diciamo, un supporto globale per la costituzione e il lancio di startup. Ecco, da questo punto di vista l'esperienza slovena è importante, anche questo può essere un elemento di reazione, perché mette in relazione lo sviluppo della smart specialization degli anni passati, che in Italia, diciamo, aggiorneremo con Industria 4.0, con i programmi ecosistemici a cui ho fatto riferimento. Ultimi minuti che mi rimangono a disposizione li vorrei dedicare a interventi come quelli che si realizzano a Dublino, a Vilnius e a Praga, in cui urbanistica e attrattività, ma anche sostegno all'imprenditoria giovane, creativa, tecnologicamente avanzata, costituisce, diciamo, un rinsanguamento di un tessuto sia imprenditoriale. Pensate alle difficoltà anche delle regioni del nord-est in termini di rinnovo di ceti imprenditoriali, che possano appunto godere di una integrazione. Tra gli elementi quello della logistica integrata e di un contesto integrato di servizi sia a valenza produttiva che anche urbana residenziale ci è parso, diciamo, in qualche maniera un elemento di suggerimento di arricchimento. Sempre su questa linea c'è appunto il programma per le giovani aziende innovatrici, Young Innovative Companies, che si collegano un po' alle esperienze che accennavo prima. Ultimo minuto, un riferimento alle lezioni che abbiamo imparato, diciamo, sul monitoraggio delle imprese ad alto potenziale di crescita. Diciamo, non voglio essere disperante perché avendoci lavorato insieme abbastanza una quota di tempo piuttosto importante, sarei tentato di dire che c'è un andamento stocastico per i percorsi di successo delle imprese ad alto potenziale di crescita, ma invece abbiamo riscontrato due elementi costanti. Uno sono, diciamo, le esternalità di rete, network
externalities e l'altro è quella definita come knowledge externalities. Allora siamo nel campo, diciamo, delle politiche su cui le regioni più avanzate e più reattive si stanno confrontando, che è quello delle reti di competenza che cerca di mettere insieme università, centri di ricerca e sviluppo, imprese, comunità professionali, pubblica amministrazione, istituzioni. In fondo, quello qui come sottofondo, lo stesso progetto SISprint, SICamera, cerca, come dire, in qualche maniera di alimentare. Però il mio tempo è finito e rimando eventualmente a una battuta successiva. Grazie, dottor Marcolini. È la volta di Alessandro Rinaldi. Sì, eccomi. Intanto grazie di ospitarci nuovamente, insomma, di essere parte in questo tour, diciamo, virtuale rispetto ai tour che invece abbiamo potuto fare, come nell'ultimo appuntamento ricordato di dicembre, in cui appunto si profilava quello che poteva essere un futuro dal punto di vista della regione, della programmazione e quant'altro. Io nell'introdurre il lavoro del professor Renzi, di Antonio Renzi, che curerà la parte che riguarda le agrofirms, sottolineerei diciamo, il perché, anzitutto del perché in fondo, no, questo tema poi ci ha interessato, ci interessa in quanto sistema camerale, no? Il tema dell'andare un po', diciamo, in profondità sulle imprese e sui loro comportamenti è un tema che è emerso peraltro negli incontri, no? In cui proprio le imprese sono state al centro delle riflessioni e delle diverse linee emerse nei territori, no? di possibile intervento. Certamente va detto, e questo Renzi lo confermerà, questo è un lavoro che guarda ai trend passati in qualche modo, e quindi qualche parola va anche spesa rispetto a quello che è l'attualità che ci vede comunque impegnati sul fronte del capire cosa e come, no, diciamo, i contraccolpi della crisi pandemica di fatto si stiano riflettendo sul sistema delle imprese. Dei dati ce li ha forniti il dottor De Stefani, infatti, su quello che è anche la reazione o comunque la situazione delle imprese del Veneto. Quello che posso dire è che certamente noi vediamo già dai dati del registro delle imprese, l'abbiamo sottolineato anche negli altri incontri, l'abbiamo fatto in diverse audizioni che Unioncamere è andata a fare sui temi richiamati delle condizioni critiche delle imprese. Dei riflessi li vediamo ad esempio sui dati della natalità delle imprese, certamente di quello che è stato già l'impatto della pandemia, nel senso che abbiamo riscontrato un picco assoluto il mese di aprile, dove arriviamo a dei valori che sono di 2/3 della perdita di nuove imprese iscritte, ma sicuramente anche il secondo trimestre, in cui anche il Veneto, vi stavo rivedendo un po' i dati, ha perso il 40% sostanzialmente di nuove imprese, e il bilancio sarà, diciamo, al 31 ottobre è già di un 15% di nuove imprese in meno rispetto a quante ne avevamo avuto l'anno scorso, e purtroppo adesso, ecco, la stagione del lockdown, dei nuovi lockdown, per quanto appunto diciamo così, a macchia di leopardo, ma certamente porterà a una contrazione del tema della natalità, dei dati della natalità, e sono nuove imprese che non si recupereranno e che portano anche a una perdita di nuova occupazione che avremmo potuto avere. Quindi già da un certo punto di vista abbiamo potuto vedere sul mondo startup, ma c'è il tema poi ovviamente che aleggia e che è quello delle crisi, diciamo, e quindi delle chiusure possibili che ancora di fatto non vediamo, no? I dati delle chiusure non ci dicono ancora, e questo anche in ragione indubbiamente dei provvedimenti messi in atto, dei ristori, di tutto ciò che anche rispetto ai provvedimenti che riguardano i temi dell'occupazione, no? che probabilmente hanno portato a rallentare, ma che ci fanno pensare, qui ci sono diversi poi pareri in proposito, ma altri indicatori che possiamo mettere in campo,
diciamo, di quelli che definiamo gli early warning indicators, cioè indicatori che ci anticipano un po' di quello che potrà accadere, che ci dicono di una quota di imprese in una situazione critica molto elevata. E le indagini dirette un po' ce lo confermano, quindi potremmo attenderci questo. Ecco perché, per quanto oggi ragioniamo di un lavoro che sfrutta i dati del passato, ma di fatti cerca di trovare chiavi per tirar fuori o per far emergere quelle che possono essere delle tendenze o delle situazioni o per quanto insomma anche limitate magari a un campione, diciamo, di imprese, ma di darci delle linee utili per capire quali siano gli ambiti e le realtà o le imprese che hanno funzionato. Certamente lo shock di quest'anno è stato uno shock tale da creare anche problemi rispetto a valutazioni più diciamo, di quelli che erano i modelli che noi avevamo, no? che potevamo immaginare. Però sicuramente, ripeto, l'analisi, diciamo, questo incontro che dobbiamo un po' far fare tra micro e macro, no? Cioè di cercare, come si è fatto in questo lavoro, di scendere più in un'analisi micro, per ottenere però anche delle valutazioni che siano valutazioni aggregate, e lo sforzo un po' di questi incontri anche sui territori è questo, no? Quello di cercare di dare l'idea che lavorando in fondo poi sui dati a livello di dettaglio si possa ottenere anche delle informazioni che a livello aggregato potranno aiutarci. Sicuramente è un importante contributo che possiamo dare o che speriamo insomma di poter dare. Passerei la parola a questo punto appunto al professor Renzi, che ci illustrerà, diciamo, sia un po' quello che è il percorso no, che ha portato alla definizione di questo collettivo, ma anche dei risultati e delle possibili, insomma, considerazioni che è possibile fare, un po' come hanno fatto, ci hanno aiutato molto, li ringrazio, insomma, poi come ricordava Marcolini, ci siamo trovati insieme a lavorare già, diciamo, in tutto il corso del 2019, adesso siamo un po' insieme nel cercare di valorizzare e presentare questi lavori, e quindi passerei la parola ad Antonio Renzi. Di Giovanni adesso non so se, non credo, no, che puoi direttamente vedere tu per le slide. Ok, grazie, buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per questo invito, è sempre un piacere poter condividere le ricerche con dei decision maker, e tra l'altro insomma questo è un incontro importante perché la Regione Veneto, come voi sapete, è oggetto di studio a livello non solo nazionale ma a livello mondiale, perché è una sorta di unicum. Quello che è successo in Veneto a partire dalla seconda metà degli anni 70, diciamo dopo il terremoto, è qualcosa che sia gli economisti, i macroeconomisti, che gli economisti d'azienda ancora non hanno ben capito, quindi è veramente una regione complessa da analizzare e che è molto diversa rispetto ad altre regioni italiane che sono comunque campioni a livello di attività produttive. Questa è una premessa che ho voluto fare perché quello che io vi andrò a presentare adesso non può essere esaustivo rispetto alla complessità di una regione come il Veneto, e anche per quello che diceva il dottor Rinaldi. Queste indagini sono state svolte quando ancora non era accaduto quello che nessuno avrebbe mai pensato potesse accadere, quindi insomma abbiamo lavorato in condizioni normali, però questi risultati, per quanto sintetici, ci danno un'idea anche della forza di questa regione. Possiamo ragionare anche su alcuni margini di miglioramento e poi potrebbe essere interessante anche discutere di come la regione possa reagire rispetto all'attuale crisi. Comunque non voglio rubare troppo tempo, vado velocemente a descrivere innanzitutto il tipo di analisi che abbiamo svolto a livello nazionale. Siamo partiti da un database che riguardava i bilanci depositati presso la Camera di Commercio. A questo database abbiamo applicato dei filtri per estrarre le piccole e medie imprese, quindi abbiamo fatto riferimento sostanzialmente
alla classificazione delle PMI, così come definita dall'Istat e dall'Eurostat, imprese che hanno dipendenti tra 10 e 259 unità, un fatturato tra 10 e 50 milioni di euro e un volume di investimenti tra 2 e 43 milioni di euro. Quindi una volta creato questo cluster, poi abbiamo definito una prima lista di agrofirms sulla base dell'andamento del fatturato, e da questo punto di vista anche qua abbiamo fatto riferimento a quelli che sono le prassi utilizzate anche a livello internazionale. Sostanzialmente si ritiene che un'impresa possa essere definita agrofirms se negli ultimi 3-4 anni ha avuto una crescita media o mediana, come nel nostro caso perché abbiamo scelto di utilizzare la mediana, uguale o maggiore al 20%. Da questa prima lista poi abbiamo estratto altre 2 analisi, una che ha come obiettivo quello di analizzare il dato aggregato a livello regionale e di confrontarlo con il dato nazionale, e poi una seconda lista di agrofirm che è una sorta di sottocategoria della prima lista, che cerca di analizzare un po' più nel dettaglio queste imprese ad alta potenzialità di crescita, tenendo conto in particolare come la dinamica dei ricavi si combina con la profittabilità e con il rischio. Se andiamo alla slide successiva, allora, quindi il numero di imprese che abbiamo esaminato, tenendo conto di quelle variabili di filtro di cui vi dicevo prima, sono 1162. Il criterio è stato quello della mediana dei ricavi, dell'andamento dei ricavi maggiore o uguale al 20%. Abbiamo preso in considerazione un triennio, e per quanto riguarda la prima lista, a livello nazionale sono emerse 772 imprese che rappresentano l'8,4% del campione nazionale. Una caratteristica che accomuna un po' tutte queste agrofirms nelle varie regioni è che hanno un livello di indebitamento molto basso, il che non è, diciamo, particolarmente sorprendente, perché, diciamo, è abbastanza noto che le piccole e medie imprese tendono a indebitarsi meno delle grandi imprese, anche perché hanno una minore, di fatto, possibilità di accesso al credito. Quindi sostanzialmente sono imprese che legano molto la propria crescita e la propria attività all'autofinanziamento. Abbiamo anche notato, anche se questo non è stato evidenziato in numeri, una scarsa propensione all'equity, cioè sostanzialmente il capitale di rischio tende a essere costante anche al variare dei ricavi, quindi una scarsa propensione a raccogliere capitale attraverso l'intervento di investitori esterni. La maggior parte delle agrofirm si concentra nelle aree del centro-nord, ma ci sono delle realtà interessanti anche nel centro-sud. La più interessante negli anni che abbiamo esaminato noi è la Puglia, ma credo che questo sia legato soprattutto all'esplosione del turismo in Puglia negli ultimi anni. Andando avanti, ok, allora a questo punto, una volta che noi abbiamo individuato queste agrofirm e le abbiamo individuate con nome e cognome per ogni regione, poi abbiamo cercato di definire un indice ponderato che abbiamo semplicemente chiamato IP, che cerca di valutare il grado di concentrazione delle agrofirm a livello regionale e poi di confrontarlo con il dato nazionale. Adesso non entro troppo nel merito tecnico di questo indicatore, che comunque è molto semplice, non voglio perdere troppo tempo in questioni tecniche. È semplicemente un indicatore che ci consente di attribuire un punteggio alle varie regioni. Le regioni, diciamo, le imprese che hanno un indicatore elevato non necessariamente poi sono imprese che hanno un'elevata redditività, e questo spiega, diciamo, la forte differenza che c'è tra la prima
lista che si basa esclusivamente sull'andamento dei ricavi, e la seconda lista che è un po' più raffinata come tipo di indagine perché combina più indicatori. Andando avanti possiamo vedere un attimo, di fare un focus sul Veneto. Ecco, il Veneto, noi abbiamo, per quanto riguarda il Veneto, abbiamo estratto 517 PMI, di cui 52 sono imprese ad alta potenzialità di crescita. Quindi questo è un primo dato importante, perché circa il 10% del campione sono agrofirm, mentre abbiamo visto prima che a livello nazionale siamo intorno all'8%. Tenete presente che quel dato a livello nazionale sconta anche il dato della Lombardia, che è molto, come potete immaginare, molto importante. E questo è un dato già di per sé rilevante, perché almeno per gli anni che abbiamo esaminato noi dimostra il fatto che il Veneto continua a essere un'area dove le imprese crescono fondamentalmente, o dove comunque hanno potenzialità di crescita. Poi magari si può discutere se questa potenzialità di crescita è una condizione permanente, cioè che se sono imprese che hanno una potenzialità di crescita ma che poi non la sfruttano pienamente, oppure sono imprese che sono pronte per fare il salto dimensionale. Comunque, utilizzando questi parametri, quindi la concentrazione di agrofirm rispetto al campione nazionale 10%, la concentrazione rispetto al campione nazionale di PMI 0,57%, concentrazione di agrofirm rispetto al campione nazionale di agrofirm, anche questo è un dato molto rilevante, 6,7%, mediana dei ricavi a livello aggregato, questo vuol dire la variazione media o centrale dei ricavi è superiore al limite che avevamo posto, il 21%, otteniamo questo indicatore IP molto elevato che è pari a 5,54. Andiamo alla slide successiva. Ok, allora in questa matrice combiniamo da un lato questo indicatore IP, spero di essere stato abbastanza chiaro nella velocità per quanto riguarda il significato di questo indicatore, con un classico indicatore di bilancio che abbiamo considerato a livello aggregato, cioè la redditività degli investimenti. Questa è una classica matrice a 4 quadranti, quindi nell'asse verticale abbiamo considerato l'indice IP, distinguendo le regioni che hanno un indice inferiore a 2 da quelle che hanno invece un indice maggiore di 2, e poi sull'asse orizzontale invece la mediana del ROA, della redditività degli investimenti, distinguendo quelle regioni che hanno un ROA mediano superiore al 5% e quelle inferiori al 5%. Il Veneto si colloca nel quadrante migliore, cioè nel quadrante in alto a sinistra, perché combina un elevato indice IP che è pari a 5 e comunque una redditività superiore al 5%. Andiamo avanti. Ok, per quanto riguarda la seconda lista, questo parlo adesso a livello nazionale, oltre a mantenere il vincolo di una crescita dei ricavi maggiore o uguale al 20%, poi abbiamo considerato queste altre variabili. Innanzitutto le imprese che rientrano nella seconda lista hanno avuto una variazione positiva della redditività degli investimenti nell'ultimo periodo considerato. Un coefficiente di correlazione superiore al 50% tra i ricavi vendite e l'andamento del ROA, della redditività degli investimenti. Questo è un indicatore che serve sostanzialmente ad evidenziare la capacità dell'impresa di combinare la crescita di tipo commerciale, quindi la crescita dei fatturati, con la crescita della profittabilità. È essenzialmente un indicatore di rischio, nel senso che tanto più è elevato questa correlazione, tanto più basso è il rischio che la crescita
determini dei costi più che proporzionali rispetto all'andamento dei ricavi. E allo stesso modo anche il punto 4 è, diciamo, segue un po' questa logica, cioè quanto l'andamento del ROA è elastico rispetto all'andamento dei ricavi vendite. In alcuni casi abbiamo trovato anche delle elasticità negative, non è detto che questa elasticità sia positiva. Ora, utilizzando questi parametri che abbiamo applicato però alla prima lista, non a tutto il campione delle piccole e medie imprese, abbiamo ottenuto 209, diciamo, agrofirm di secondo livello, che rappresentano il 27% rispetto alla prima lista e il 2,3% rispetto al totale delle PMI. Questa seconda lista, dal nostro punto di vista, può essere utile soprattutto nell'ottica degli investitori. Un problema che accomuna un po' tutte le regioni d'Italia è questa carenza di equity, la difficoltà per le imprese a ottenere finanziamenti a lungo termine. È chiaro che dal punto di vista dell'investitore che investe a lungo termine in un'impresa non è importante soltanto l'andamento dei ricavi, ma sono importanti anche variabili come quelle che ho cercato di sintetizzare adesso. Mentre forse nella prospettiva del decisore pubblico è più interessante la prima lista. Diciamo che per noi la lista che veramente vale è quella delle 772 imprese, soprattutto se ragioniamo in un'ottica di politiche pubbliche. La seconda lista è un di cui della prima lista e può essere interessante in un'ottica un po' più privatistica, nell'ottica di uno speculatore di lungo termine, di chi investe nel capitale di rischio di un'impresa per poter nell'arco di qualche anno ottenere dei margini importanti di negoziazione. Per quanto riguarda, andando avanti, la seconda lista con riferimento al Veneto, vediamo che anche qui, diciamo, i risultati sono importanti perché abbiamo un numero relativamente alto di imprese venete che appartengono alla seconda lista, cioè che rispettano tutti questi parametri che vedete nelle colonne. In altre regioni, tanto per darvi un'idea, abbiamo trovato soltanto 2-3 imprese, a volte 0, e comunque circa il 21% delle agrofirm venete rientrano nell'ambito della seconda lista, 11 imprese rispetto alle 52 agrofirms rilevate. Ora, io credo che tutti questi dati siano confortanti se ragioniamo in un'ottica pre-Covid. Adesso bisogna capire quanto le imprese venete, in questo caso particolare che è il Veneto, riesca, non voglio usare la solita parola che si usa sempre, che ultimamente, che è quello della resilienza, diciamo quanto resistano a questo impatto così duro. Sicuramente il fenomeno dei distretti industriali è stato molto importante. I distretti industriali hanno sostanzialmente, e poi i distretti industriali nel nord-est, che sono veramente un unicum, hanno sopperito ad un problema di, lasciatemi dire, nanismo industriale, nel senso di imprese eccessivamente piccole, anche se negli ultimi anni c'è stato un forte passaggio dalle piccole imprese alle medie imprese, però in ogni caso sono imprese, quelle venete, che hanno una dimensione sia strutturale sia finanziaria piuttosto ridotta se la confrontiamo con i concorrenti europei soprattutto, no? Ecco, sarà interessante capire se il distretto industriale, che è una sorta di come dire, di cuscinetto a protezione delle imprese che ne fanno parte, se questo modello del distretto industriale sarà sufficiente rispetto a questo tsunami che ha colpito non solo l'Italia, ha colpito tutto quanto il mondo. Io credo in ogni caso che, a prescindere dalla crisi post-Covid,
il vero tema per il Veneto, ci sono due tematiche, una che è quella che interessa soltanto lo studioso, è capire perché il Veneto, come dicevo prima, rappresenta quest'unicum, e vi ripeto, ci sono tanti studi anche empirici che danno risultati però un po' contraddittori tra loro. La seconda questione è se il Veneto può continuare ad essere il Veneto, cioè può continuare ad avere questi risultati, rimanendo diverso rispetto a tutti gli altri, rimanendo diverso rispetto al nord-ovest, rimanendo diverso rispetto alla Germania, ma mantenendo ad esempio dei livelli di esportazione che sono simili a quelli della Baviera, insomma, quindi questo sarà interessante capirlo non solo a seguito della crisi, ma dell'innovazione tecnologica, del fatto che il distretto industriale, visto come anche una interrelazione fisica tra le imprese, perché si trovano tutte vicino tra loro, ecco, se questo modello con l'economia che sarà sempre più digitale sarà ancora un modello vincente o ancora no. Io francamente una risposta non ce l'ho a questa domanda, però penso che sia un tema sul quale il decisore pubblico si dovrà concentrare nei prossimi anni. Non aggiungo altro per non rubare tempo e spero che si possano ricevere da parte vostra osservazioni, critiche, domande, in modo tale da poter eventualmente anche migliorare la nostra ricerca e capire quali altri input, insomma, si possono inserire. È chiaro che quello che vi ho presentato io è molto sintetico e si basa soltanto su dei dati, e la premessa che ho fatto sul Veneto non è stata casuale. Non si può raccontare il Veneto soltanto con questi dati, che poi sono dei dati di bilancio, sono importanti, sono una piccola parte, però diciamo, il fenomeno Veneto è un po' più complesso. Vi ringrazio. Grazie professore. Se posso rompo il ghiaccio con una domanda. Volevo chiedere ai relatori in che modo secondo loro, e se questo è come dire, una possibile traiettoria, dovrà mutare il ruolo del decisore pubblico nell'era che tutti auspichiamo vicina al post-Covid. Di che cosa ci sarà bisogno per rivitalizzare questi ecosistemi di innovazione, secondo voi? Non so, chi vuole... Posso provare io a dare una mia opinione. Chiaramente abbiamo fatto un report dove ci sono prospettive diverse, no? Quindi anche con sensibilità diverse, quindi magari diamo 3 indicazioni diverse. Allora, io credo che la storia del Veneto... Anche un piccolo... Soprattutto una storia, diciamo, culturalmente bottom up, no? Ci si domanda sempre se è l'imprenditore che crea l'ambiente o l'ambiente che crea l'imprenditore. Non lo so io se in Veneto è stato l'ambiente a creare l'imprenditorialità, perché non dimentichiamoci che il Veneto era una regione povera e dalla seconda metà degli anni 70 diventa una delle zone più ricche del mondo, no? Allora credo che il decisore pubblico debba far leva su questo essenzialmente, cioè su questa capacità dei veneti di essere diversi dagli altri. Io non lo so quanto si possano prendere, ma questa, ripeto, è una mia opinione personale, magari gli altri relatori non sono d'accordo, non so quanto si possano prendere a riferimento delle best practice. Faccio un esempio: Israele non c'entra niente con il Veneto, la Germania non c'entra nulla con il Veneto, neanche la Lombardia c'entra nulla con il Veneto. Credo che forse il decisore pubblico dovrebbe fare, oltre che un'analisi di natura economica, anche un'analisi di tipo storico-culturale per il Veneto, e capire quali sono state le leve che dopo il terremoto del 76 hanno scatenato quello che hanno scatenato, e poi
ma questo è una cosa che andiamo ripetendo un po' per tutte le regioni, c'è un problema culturale dell'imprenditore italiano. L'imprenditore italiano, prima ho fatto un accenno al problema dell'equity, l'imprenditore italiano l'equity non lo vuole, perché ha un rapporto con la propria impresa, diciamo, un po' viscerale, no? Vuole mantenere i pieni poteri sulla propria impresa, vuole che l'impresa venga gestita dai figli, non ha un atteggiamento speculativo, e questo però limita poi la crescita, perché non si può crescere solo con l'autofinanziamento e tantomeno con debiti, perché poi insomma i debiti ti consentono di fare investimenti conservativi, se devi sostituire un impianto con un vecchio con un impianto nuovo, ma se devi fare la crescita, il salto grosso, prima o poi devi fare i conti con il fatto che entrano in azienda soggetti diversi, che hanno anche una mentalità diversa, che non è la mentalità imprenditoriale, è una mentalità manageriale o finanziaria. Io mi rendo conto che per un imprenditore è molto difficile accettare tutto questo, però le grandi imprese sono diventate tali in questo modo, io non ne conosco altri, diciamo. Non so se gli altri vogliono. Grazie, professore. Poi io penso, solamente aggiungo che a livello di sistema nazionale dell'innovazione si debba agire, e che quindi non riferendomi chiaramente quindi a un discorso regionale, ma guardando alle politiche pubbliche e diciamo anche a delle risorse che potranno essere disponibili, ritengo che il governo debba fare delle scelte e assumere esso stesso un ruolo imprenditoriale, cioè di dedicare risorse e progetti in aree e in settori che ritiene cruciali per la competitività nazionale. Se posso aggiungere anch'io una battuta, come chi mi ha preceduto, anch'io sono convinto che non esistano ricette oppure format replicabili, che sarebbe molto ragionevole, come è stato fatto anche in Veneto, intrecciare riflessioni economiche, sociali, territoriali. Penso appunto a ricercatori che hanno, anche stranieri, che hanno indagato a lungo sulle ragioni storiche dei successi imprevedibili di alcuni nostri contesti. Penso a Lucas, penso a Putnam. Ciò nonostante, io penso che il doppio elemento, ecco, c'è una rassegna sterminata anche in Veneto sulle imprese ad alto potenziale di crescita. C'è stata un'attenzione, addirittura Ca' Foscari ha diversi insegnamenti per il finanziamento delle imprese ad alto potenziale di crescita. Mi pare che il professor Mantovani faccia un corso specifico, come ce ne stiano anche altri, e come appunto li citavo prima, ci stanno tentativi, diciamo, di individuazione di modelli di finanziamento, di quel modello ideale che rende più degli altri. C'è il contesto, c'è, come dire, l'elemento ambientale, quello delle reti di competenza, che da questo punto di vista può dialogare con alcune esperienze internazionali. Ecco, quello per esempio, il programma tedesco GoCluster, in parte in Veneto si cerca di realizzarlo, di mettere insieme i cluster industriali sfruttando i programmi di Industria 4.0, ma anche, penso alle Camere di Commercio direttamente impegnate nei Digital Innovation Hub, nei Competence Center, che hanno prodotto risultati in termini di innovazione, investimenti, aumento della produttività. Quindi non c'è una ricetta.
l'elemento contestuale, quello delle reti di competenze che richiamavo prima, è un po' lo sfondo su cui bisogna lavorare. È un progetto multitasking. Una battuta che però faceva il dottor Rinaldi, a mio avviso, andrebbe ripresa, perché le novità, diciamo, infodemiche, pandemiche, come si dice adesso, hanno già prodotto alcune riflessioni di carattere macro e di carattere microeconomico. Una è che, per esempio, si stanno ridefinendo in fretta le catene globali del valore. Si sta ricontinentalizzando una parte della produzione, che è qualcosa di più del reshoring che avevamo visto. Quindi, come dire, anche qui si tratta di essere pronti per vedere materialmente come organizzare e come legarsi ancora di più. Il Veneto lo è, insieme alla Lombardia, insieme all'Emilia Romagna, alla catena di valore tedesco. Quindi io sinceramente, guardando il panorama nazionale e internazionale, sono convinto che ci sia patrimonio culturale, finanziario. La situazione attuale è per certi versi paradossale. Banca Italia la settimana scorsa ha certificato la giacenza di 1.600 miliardi nei conti correnti. C'è un problema, non mancano i soldi, mancano le idee e i progetti di traduzione. Quindi si tratta di animazione economica. Qui la cavo con una battuta, magari siccome sta circolando un documento del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei, il Next Generation EU, insomma il Recovery and Resilience Plan, può resettare e rendere più sostenibili e innovativi i nostri sistemi di piccole e medie imprese. Soltanto che appunto quello che vedo mancare perfino nelle regioni più avanzate, tra cui ovviamente metto il Veneto, in Italia la Lombardia, l'Emilia Romagna, qualcos'altro, fanno difficoltà a intercettare queste opportunità, avendoci una capacità organizzativa ancora inadeguata rispetto alla sfida che la pandemia ci ha costretto a prendere in considerazione e ad affrontare. C'è un bel libro che tutti quanti ci facciamo scorrere queste settimane, che ha un bel titolo, è questo di Marianna Mazzucato, Non sprechiamo l'occasione della pandemia. Lì ci stanno delle ricette, lo diceva Zazzerini adesso, di carattere nazionale che si intrecciano con quelle articolazioni di animazione economica di carattere regionale. Scusate, posso provare a rivoltare un attimo, fare io una domanda ai rappresentanti della Camera di Commercio veneta, ma secondo voi, parliamo proprio di una cosa concreta, l'imprenditore veneto tipico accetta l'entrata nel capitale di Cassa Depositi e Prestiti con il fatto, con tutto quello che ne consegue, cioè vuol dire rispettare tutta una serie di regole, vuol dire risolvere tutti i problemi delle parti correlate, cioè se io ho un mio cugino che fa il direttore marketing non lo può più fare, rispettare tutta una serie di regole di corporate governance, condividere le strategie con Cassa Depositi e Prestiti, che hanno chiaramente una mentalità e un modo di pensare completamente diverso, non è una mentalità imprenditoriale, è la mentalità, diciamo, di una grande finanziaria di Stato, chiamiamola così. Ecco, ammesso che arrivino questi soldi della Next Generation e che passino, supponiamo, per Cassa Depositi e Prestiti, poi l'imprenditore piccolo o medio veneto è disposto a mettersi in casa un rappresentante di Cassa Depositi e Prestiti? Perché poi io vedo molto questo come aspetto, avendo avuto, diciamo, avendo lavorato con diversi imprenditori, finché sei un consulente esterno va benissimo, ma qui comando io. C'è un po' questa mentalità o sbaglio? Se posso, ecco. Prego. No, velocemente, se posso, effettivamente, come dice
il professore, la vedo difficile, o comunque per la grande maggioranza degli imprenditori medi è difficile da accettare questo ingresso della finanziaria di Stato, chiamiamola come vogliamo, ma insomma pur dinamica nelle sue logiche, eccetera, ma difficilmente accettabile da un'impresa del territorio un ingresso così invasivo, così importante come potrebbe essere quello di Cassa Depositi e Prestiti, senza dubbio. Tratterà di trovare delle soluzioni, diciamo, che possono comunque arrivare a dare un supporto, ma difficilmente la vedo facile che venga introdotta nel capitale o comunque nella governance la presenza di CDP, insomma. Sì, mi unirei a quanto dice il segretario, senz'altro. Se posso, io sono Tagliaferro, seguo comunicazione e relazioni esterne in Camera e vedo da vicino la realtà di impresa, colpisce quel bisogno di indipendenza e in qualche modo di non render conto, che ha fatto un po' la chiave anche del successo della micro piccola impresa nel dopoguerra, in cui erano ben divisi i compiti, e lo si vede anche a livello di descrizione del territorio, no? La geografia dell'urbanizzazione vede le periferie unite una all'altra, no? Nel tessuto produttivo e delle città, e molto spesso al capannone si abbina la villetta, quindi il ruolo della donna un po' gregaria ma fondamentale, perché magari dà una mano in azienda ma manda avanti la famiglia, e molto spesso anche non ufficialmente, con grandi problemi sul fronte del pensionamento dal punto di vista del riconoscimento del lavoro femminile, ma l'imprenditore è focalizzato con la famiglia sul futuro dell'azienda, che fa fatica a cedere, e il modello un po' anche di difficoltà nell'accesso al credito, quindi in qualche modo nel rendere conto anche alla banca, nel mescolare, no, in qualche modo il mutuo, no, quello che è stato tanto criticato, no, il fare il mutuo casa con i soldi dell'azienda, o problemi che adesso si vanno via via risolvendo, stimolati dalla competitività, perché l'imprenditore veneto ha imparato a essere, come dire, ad avere l'azienda come un'automobilina che può essere guidata anche da altri. Questo l'ha imparato a fare per il rispetto della propria azienda. Non sempre arriva a cedere il controllo più di tanto, e lo si vede ad esempio in momenti di crisi di grosse aziende, anche come la Maschio Gaspardo, no? Ci si ricorda il suicidio dell'imprenditore in azienda con l'elenco dei problemi irrisolti, carta e penna in fianco, perché non aveva perso il controllo, nonostante avesse dei figli bravissimi che gestivano già il mercato globale come azienda di trattori e macchine per agricoltura, ma non più capace di tenere sotto controllo e dovendosi fidare di chi ha portato il fondo in azienda. Questa crisi è una crisi personale molto spesso della generazione passata dell'imprenditore veneto. Quello che invece conforta è vedere che funzionano le reti di impresa, perché il contratto di rete mette su bianco, no, patti chiari, amicizia lunga, quindi quello che porto nel programma di rete è quello che tengo fuori dal programma di rete, quindi come la mia libertà. Definisce chiaramente anche la proprietà intellettuale dei risultati se si fa ricerca e innovazione, quindi si sa già cosa si va incontro, e non è sempre necessario che ci sia il fondo comune, anche se quello aiuta a fare le cose fatte bene, ovviamente, andare all'estero se c'è anche un fondo patrimoniale, insomma, nel contratto di rete. Molto spesso la rete è leggera perché c'è l'alleanza in funzione di progetti specifici. Quindi, però è uno strumento che hanno imparato a conoscere, perché c'è anche la codatorialità, quindi un pezzettino, un part-time assegnato alla rete di personale, un part-time che lavora solo per me. Quindi è uno strumento flessibile che rispetta l'idea di paron in casa mia, tra virgolette, alla veneta. E questo è un po' diciamo quello che colpisce. Secondo me la Regione Veneto sta lavorando bene sul fronte delle reti innovative regionali, che sono in qualche modo l'esplosione, se vogliamo, a livello di cluster per quelle che sono i contratti di rete, quindi in qualche modo usando i driver anche della specializzazione
la Smart Specialization Strategy, sugli stessi temi nel sito Veneto Clusters si trovano le RIR finanziate e sostenute dalla Regione, quindi Sustainable Living, Smart Agriculture, Creative Industries e Smart Manufacturing. I 4 temi della specializzazione intelligente si ritrovano come anche driver sostenuti e valorizzati dai finanziamenti regionali. E questo funziona perché anche lì i patti sono chiari e il beneficio è comune, per cui si riesce a portare a casa il finanziamento regionale e anche una competitività di cluster, che è diversa dal distretto invece più geograficamente localizzato e anche come settore in qualche modo, come filiera più definita nel prodotto e nella anche localizzazione. Insomma. Quindi queste 3 dimensioni piacciono molto. E si fa ancora fatica, ma quando l'imprenditore lo capisce, lo deve capire per esempio col contract, fare contract, si va in rete, capisce subito la convenienza e questo funziona molto. E cedere il passo all'investore a patto anche di una crescita che arriverà come compenso alla perdita di controllo, questo trova ancora presenza. Ci vuole il passaggio alla terza generazione, no? Dicono che la seconda è meno appassionata dell'imprenditore fondatore, la terza invece dicono che sia quella che salva tutti, insomma in qualche modo apre veramente la strada al futuro. Si tratta di passare questo momento però, perché ormai sono in posizione d'attesa, come diceva il segretario, aspettano di vedere alcuni se chiudere o se riescono a ripartire, devono capire che investimenti fare. Questa è la difficoltà. Se col piano Industria 4.0 le prime edizioni avevano visto un picco di investimenti a fine anno perché era certa l'agevolazione, quindi si poteva investire, le prospettive c'erano, adesso le prospettive sono meno positive, anzi molto incerte, e anche le agevolazioni non sono così ben definite, quelle per lo sviluppo, e anche i ristori sono variabili, quindi richiedono un aggiornamento just in time, ed è tutto parecchio complesso, insomma, questo sì. Però lì c'è da fare cultura. Sul fronte dell'equity, magari ecco, col segretario condivideremo col gruppo di lavoro Sisprint. Esiste anche uno strumento, forse la regione già l'ha utilizzato, dei fondi, no? Che forse è più rassicurante, sì. Forse è più rassicurante per l'imprenditore perché c'è comunque la mano pubblica. Sì. Comunque una cosa che mi ha sorpreso è che un rappresentante di un private equity che lavora a Londra mi ha chiesto una mano per trovare imprese. Dice, da tutto il mondo ci cercano, le imprese italiane non si sa dove stanno, non ci vogliono. E lui adesso ha la responsabilità dell'Italia e io non so come investire. E questo è... Io non è che sia un fanatico dell'equity, ne capisco anche i rischi e capisco anche che può essere, dal punto di vista imprenditoriale, un passo anche sbagliato in alcuni casi. Però certo c'è un attaccamento all'impresa. Noi agli studenti diciamo che l'impresa e l'imprenditore sono 2 soggetti separati economicamente e giuridicamente, ma mi sa che non è così. Mi sa che sono un po' la stessa cosa. Comunque è molto interessante la questione delle reti, perché le reti è l'evoluzione un po' del distretto, no? È il buon compromesso. È un buon compromesso, giusto. Il Veneto su questo versante ha introdotto un meccanismo, diciamo, che innalza anche il pavimento organizzativo e tecnologico delle microimprese, di cui non abbiamo parlato. Sul tema, per esempio, sempre di lato a Industria 4.0, il tema delle piattaforme digitali, a cui la dottoressa Tagliaferra ha fatto riferimento con Industria 4.0, con i temi, diciamo, della specializzazione intelligente. Lì il piccolo imprenditore, quando vede l'utilità della stazione appaltante, in qualche caso addirittura di un'inversione di rapporti di dominio tra committente e fornitore, perché se i fornitori, gli specialized supplier, i fornitori specializzati si organizzano e cercano più clienti, hanno un potere di mercato assolutamente inedito. Quando questa cosa emerge,
i piccoli si mettono insieme più volentieri e rinunciano a un pezzo di quella identità, vita, proprietà, gestione, che è ancora la caratteristica dominante. No? Il grosso delle imprese, anche sotto forma di capitale, c'è un'indagine della CNA sul piano nazionale, anche le società di capitali artigiani sono tutte quante, diciamo, con l'imprenditore e con i familiari nel board direttivo. Però, ripeto, ci vuole la pazienza e la visione di un cammino. Negli ultimi 4-5 anni, non so chi lo diceva all'inizio, quello che è mutato, per esempio, nell'impiego del digitale, anche prima della crisi e poi con la crisi in maniera esplosiva, è molto interessante. Si tratta ovviamente di capire quello che succederà adesso uscendo dalla pandemia. Meglio non aprire quella porta. Eurostat dà una previsione terrificante. La disoccupazione al netto di cassa integrazione viene quotata attorno al 25%, quindi quello che succederà è quello il grosso. Quante ne rimarranno in piedi delle nostre imprese? Quante riusciranno a cogliere anche le nuove opportunità di un mercato continentale e di un'organizzazione che riesce a sfruttare non soltanto la contiguità territoriale dei nostri sistemi di imprese, ma anche la contiguità virtuale organizzativa, che è un po' il terreno di impiego. Io non so, per esempio, questo ha fatto bene Antonio a chiedere, fare una domanda, me ne permetto una anch'io. Che cosa succede in Veneto con i Competence Center e i Digital Innovation Hub, in cui voi siete protagonisti? Vanno avanti durante la crisi oppure si sono fermati? Allora, non so se posso un po' riferire, da noi la Regione Veneto ha saputo monitorare bene questa evoluzione del famoso network Impresa 4.0 nato ancora nel 2016, nel senso che ha dato gambe indipendentemente poi dalla policy nazionale e ha lavorato bene con i Fab Lab, partendo quindi dal basso, dai makers, e li ha rielaborato, diciamo, quello che era un intervento di policy del 2015 con cui finanziava i primi Fab Lab, che erano più progetti sulla carta, poi ne sono, diciamo, rimasti in piedi una decina dei molti di più finanziati, quelli che erano veramente dei Fab Lab e meno delle branchie sperimentali, magari di associazioni di categoria così. Adesso l'Innovation Lab regionale è un network che riunisce dei Fab Lab veri che lavorano sull'innovazione e collaborano proprio con le imprese e sull'open innovation con la logica del lab internazionale, del Fab Lab International. E a livello invece più su dei Competence Center e i Digital Innovation Hub, gli altri due anelli dell'Impresa 4.0, abbiamo i Digital Innovation Hub di Confindustria, di CNA, Artigianato, che sono ancora nella, diciamo, un ponte diciamo, tra l'associazione che accompagna per mano le imprese verso l'innovazione. Lavorano in maniera più tecnica e specifica da diciamo Industria 4.0, policy comunitaria, i Competence Center, perché quelli hanno, al di là della specializzazione, diciamo il Politecnico, l'Università di Padova insieme a Ca' Foscari lavorano sullo SMACT, che è il Competence Center per il Veneto, e la specializzazione segue il Competence Center, nel senso che un'impresa, a seconda del progetto che deve sviluppare, viene indirizzato ad uno o all'altro Competence Center indipendentemente dalla posizione geografica, perché vanno per specializzazione tematica come attività. Quello di Padova lavora bene Ca' Foscari, più specializzata sulla piccola dimensione, perché ha l'osservatorio sulla digital transformation della piccola impresa con il professor Finotto, con cui abbiamo proprio portato avanti lo startup del progetto PID, il triennio di base del nostro punto impresa digitale. E Padova già si allarga anche su dimensioni su progetti più sostanziosi e di realtà più grossette.
quindi lavorano bene. E come Digital Innovation Hub invece, quindi dall'alto Competence Center, Digital Innovation Hub, quelli delle associazioni, della manifattura per capirsi, riconosciute. Poi c'è la variante terziario servizi che sono gli EDI, ecosistemi di innovazione digitale, che fanno capo al terziario, Confesercenti, Confcommercio, così. Era la variante per comprendere un po' tutto il quadro di impresa 4.0, non solo industria, no, per l'Italia. E quindi lavorano bene, ma in qualche modo accompagnano, da quel che so, più i propri associati, sono aperti alle nuove imprese, insomma è un accompagnamento più educativo. I punti impresa digitale, invece, l'anello più basso, il punto di prossimità, è l'orientamento fatto dalle Camere di Commercio, che quindi anche la Camera di Venezia e Rovigo e le altre Camere insomma, hanno attivato proprio per far fronte insomma, a quanto anche la policy di Union Camere Nazionale ha chiesto di spendere anche questi benedetti fondi del più 20% del diritto annuo per progetti strategici. Punto Impresa Digitale è uno dei 5 progetti strategici, insieme al turismo cultura, scuola lavoro, altri temi come sulla crisi d'impresa, insomma l'internazionalizzazione, ma soprattutto digitalizzazione in percentuale più grossa. Quindi tutto c'è. Sicuramente va potenziato, secondo me, come una policy con assoluta priorità. Ecco, le Camere, non abbiamo qua il dato, chiedo al segretario se ha memoria magari di tutti i dati in testa, ma insomma abbiamo speso molto in voucher per l'innovazione, questo sì, tutte le Camere. Abbiamo fatto più bandi. Più di 500.000 abbiamo speso quest'anno. Più di 500.000, quindi insomma quello è uno strumentino facile, veloce e su progetto mirato, proprio la mia piccola strategia di evoluzione digitale la porto a finanziamento col voucher della Camera di Commercio, quindi anche il piccolo aiuto serve insomma, se non altro poi per essere magari indirizzato verso gli altri anelli del network per progetti più sostanziosi, quindi il Competence Center in primis. Ecco, un'ultima caratteristica che mi viene da riportare, che è molto bella, è quella dei Fab Lab, di come stanno lavorando Fab Lab e in qualche modo anche i centri di ricerca, insomma, come per esempio il Politecnico della Calzatura. Loro stanno lavorando insieme agli artigiani della tradizione, per usare il digitale per migrare le competenze della tradizione, quindi anche i saperi immateriali li stanno codificando e con l'aiuto dei makers danno delle leve innovative molto concrete a saperi che altrimenti, visto il calo dell'artigianato ormai, che è uno dei problemi a cui insomma dobbiamo dare risposta con policy adeguate, ma insomma questa può essere una delle risposte, quindi far lavorare i makers insieme agli artigiani per evolvere la tradizione. Ottimo. E traghettarla soprattutto al futuro, perché alcuni rischiano di sparire. Grazie dottoressa Tagliaferro. Non so se ci sono altri quesiti vedo una richiesta. Buonasera, mi sentite? Che ci segnala la collega dottoressa Lazzari, di una collaborazione in atto con l'Università di Padova e condotta anche di digitalizzazione all'interno delle PMI. Ho letto anche in chat che purtroppo il dottor De Stefani non ha più audio. Non sì, ho recuperato. Conversazioni anche io. Perfetto. La ringrazio perché io purtroppo ho sentito per tutto il tempo in forma intermittente, quindi mi scuso con i relatori se non ho colto tutti gli aspetti dei loro interventi. Mi riprometto poi di farlo sentendo la registrazione. Dottor De Stefani, se lei è d'accordo.
d'accordo possiamo forse concludere questa sessione, se non ci sono altri interventi anche dai partecipanti. Sì, se non ci sono altri interventi, mi sembrava che il dottoressa Lazzari volesse aggiungere qualcosa alla chat che ha inserito. Buonasera, buonasera. No, volevo solamente rimarcare che anche Unioncamere del Veneto sta conducendo questo studio con l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, con i punti PID, proprio sul tema sui processi della digitalizzazione. A conclusione di questo studio, se lo desiderate, possiamo inviarvi una copia, così vi fate un'idea di cosa hanno risposto le nostre imprese. Certo, grazie. Grazie mille. Se dite, chiudiamo qui questo importante, interessante pomeriggio. Un grazie prima di tutto ai relatori, Unioncamere Nazionale, dottoressa Petri Rinaldi e gli altri che sono intervenuti ed hanno apportato una serie di analisi e supporti che potranno essere sicuramente utili a noi, nel nostro piccolo come Camera di Commercio, ma anche ai policy makers, alla Regione e a chi dovrà affrontare insieme con noi il futuro che ci aspetta, futuro nel breve, ma medio e lungo periodo, caratterizzato intanto da questa crisi che non è ovviamente solo italiana, è mondiale, europea, mondiale, internazionale. Dovremmo essere ben attrezzati per affrontarla, credo, e grazie anche a analisi come quelle di oggi possiamo avere degli strumenti in mano per affrontarla nel miglior modo possibile e aiutare le nostre imprese e i concittadini anche nel loro sviluppo insieme, tutti quanti insieme. Un grazie ancora a tutti voi e un arrivederci alla prossima. Grazie dottoressa Petri poi per tutta l'organizzazione di questo progetto, diciamo, che sta arrivando alla sua conclusione, dopo sarà circa un paio d'anni che è strutturato. Insomma. Grazie ancora. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, grazie, buona serata, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata. Arrivederci, grazie ancora. Arrivederci presto.